A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di domenica 17 novembre. La prima corsa riservata a puledri di 2 anni, non corre Battiato Jet, Belize Jet, Bora degli Dei, Bemon Chuck SM, Bahama dei Greppi, Beautiful Vic, Budweiser Matley in prima fila, Boomsy, Baltimora Trio, Bruno Sky in seconda, favori per Beautiful Vic in chiusura, Luca Lovera numero 5. Parte come al solito piano, intanto in vantaggio ci va Bemon Chuck SM, mentre all'esterno sono veloci anche Bahama dei Greppi e Budweiser Matley. Numero 2, Bora La degli squalifica invece Dei, di Bora degli Dei è squalificato. in vantaggio, si mantiene così Bemon Chuck SM nei confronti di Bahama dei Numero Greppi, più indietro 5, Belize Beautiful Vic, Jet. La squalifica anche per Beautiful Vic che aveva chiuso favorita. E così dopo 300 metri di gara è Bemon Chuck SM che guida, Bahama dei Greppi in seconda posizione, poi Belize Jet che progredisce 400 iniziali in 31,1. Numero 7, Boom SI, squalificato. Serie di rotture, intanto all'esterno c'è anche Baltimora Trio che copre Budweiser Matley. Intanto i 600 in 46,8 con Bemon Chuck SM che cerca di difendersi da Belize Jet che insiste al suo esterno, attacca al passaggio davanti alle tribune. E gli 800 se ne vanno in 1-1-4 con 14,6 davanti alle tribune. Insiste Belize nei confronti di Bemon Chuck SM che ribatte, più indietro c'è Bahama dei Greppi, raggiunto da Baltimora Trio, il chilometro è completato nell'ordine del 1:16,6. Siamo ora a 500 dalla conclusione con Belize Jet che insiste, mentre Baltimora Trio scende in terza posizione, prende qualcosa di vantaggio. Belize Jet al paletto dei 400 conclusivi, cerca ancora di rientrare, ma c'è Baltimora Trio che progredisce a sua volta all'esterno, mentre Bemon Chuck è superato da Belize Jet che è ora in vantaggio sulla curva conclusiva. Belize Jet attaccato da Baltimora Trio, ultimi 200 metri di gara, Belize Jet in vantaggio, Baltimora che insiste, Baltimora che è più fresca nel finale e si avvantaggia su Belize Jet. Viene Baltimora Trio a vincere nettamente il secondo posto e per una ottima Belize Jet al terzo chiude Bruno Ska che batte Bemon Chuck SM. 1:16,2 il ragguaglio conclusivo con Baltimora Trio che continua a correre sempre su eccellenti livelli. Ottiene il secondo successo in 3 uscite e oggi addirittura 1:16,2 su pista sicuramente allentata ma comunque ancora buona, lo dice il riferimento cronometrico, ma questo è anche il record per Baltimora Trio che si migliora a 1:16,2. Marco Stefani, insediolo a Baltimora Trio, training di Paolo Leoni, Marco Azzaroni, la quota al totalizzatore 3,22.